Nella chat del controllo vicinato sono stato avvisato appunto che in zona nord, in via Schiavonesca, c'erano questi strumenti che giravano sul territorio. Sono sicuramente sistemi per verificare da parte dei malavitosi le aree e magari anche le vie di fuga, quindi bisogna preoccuparsi maggiormente. È più di un sospetto quello di Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano, dopo le segnalazioni che hanno contraddistinto la domenica anche nella vicina Villorba. Droni sulle case, questo l'alert, peraltro su una strada nota per essere finita più volte nel mirino. Via Schiavonesca è un'area del territorio a zona nord che sfortunatamente è quella che è diventata famosa per quella ragazza che è stata scippata e picchiata dal delinquente, due delinquenti con lo scooter semplicemente perché aveva opposto resistenza. È una zona che è stata colpita dai ladri recentemente e probabilmente oggi si usa questa tecnologia che era stata usata anche recentemente in centro abitato, perché dove sono venuti i furti recentemente in via Ciardi, in altri, qualche mese prima, guarda caso, erano stati segnalati dei droni. Non sarebbe quindi la prima volta. A questo punto per Baseggio va fatta chiarezza. L'uso di droni da parte di ladri è spesso relegato alla voce leggenda metropolitana, ma è davvero così? Di certo gli stessi dispositivi non possono essere utilizzati per fare prevenzione. Per il primo cittadino un vero e proprio paradosso. E a questo punto invito la cittadinanza anche a non sottovalutare queste cose, perché se i malavitosi utilizzano questa tecnologia a loro pro, di contro invece abbiamo che le forze dell'ordine difficilmente le possono usare, come è avvenuto recentemente per le polizie locali che hanno acquistato, perché sennò c'è la violazione della privacy. Viviamo su un paese dove è difficile parlare di certezza della pena quando la normativa che sta alla base, che disciplina la sicurezza e l'intervento delle forze dell'ordine di per sé ammanetta tutti, ma non stiamo parlando di malviventi, ma delle forze dell'ordine.